Edicola Friuli. Oggi andremo a conoscere una nuova edicolante a Santa Maria la Longa, ma prima di metterci in marcia però leggiamo insieme il settimanale Il Friuli in edicola oggi. Come sempre venerdì è la giornata del Friuli e questa volta la copertina è dedicata ai nostri amici a quattro zampe, eroi a quattro zampe. Questo è il titolo scelto per parlare di cronache vere, salvano vite umane, sono compagni di vita e angeli custodi. Vi raccontiamo cani eccezionali e le loro imprese e sono proprio queste le storie che colpiscono e che fanno parte di questa inchiesta. Una su tutte, quella più recente, Stella di Tarcento, due gemelline che si perdono nei boschi quando all'imbrunire e la loro cagnolina Margot, un pitbull, le veglia e sta accanto a loro finché non vengono ritrovate dai soccorritori. Questa è la storia raccontata dalla viva voce della mamma, ma all'interno dell'inchiesta anche dei consigli pratici dati ovviamente da degli esperti per capire se il proprio cane può essere anche un bravo dottore. Parliamo infatti anche di pet therapy, ovvero le cure miracolose, insomma, o comunque le cure a cui ci pensa Fido, come viene titolato, che sono alternative e aiutano diverse tipologie di malati, tra cui i disabili, accompagnandoli lungo un percorso di affiancamento proprio con gli amici a quattro zampe. Nella doppia pagina che segue invece, non voglio anticiparvi nulla, ci sono 4 storie di super amici a quattro zampe. C'è il cane che va a caccia di evasori e droghe, il cane che invece ricerca persone smarrite, chi si occupa di soccorso in mare e poi un cane guida che è sicuramente un cane per la vita. Insomma, 4 storie emozionanti e molto molto belle, tutte da leggere. Tornando invece alla cronaca e all'attualità, questo è un argomento molto molto serio, si parla di cattive acque, quanti veleni in eredità. Risultiamo essere la regione con la maggior percentuale di residui nei campioni prelevati in falda, ma ciò è dovuto ai continui e più accurati controlli effettuati dall'ARPA. Tuttavia, il Friuli Venezia Giulia è quinto in Italia per chili di pesticidi impiegati per ettaro. E quindi campi drogati, questo è il titoletto scelto da Alessandro Di Giusto, perché di fatto questa è la realtà. Nessun problema per le risorse potabili, ma i veleni aumentano. Ed ecco anche la mappa dei veleni, ovvero dove abbiamo superato i limiti. Proseguiamo oltre con la lettura del nostro settimanale parlando di arte. Questa volta però l'arte arriva dalla natura e a Pordenone e il Carso ospitano in queste settimane 2 eventi della cosiddetta Land Art, forma contemporanea molto diffusa in Friuli, in cui l'artista utilizza solamente elementi reperiti sul luogo. E qui vedete solo alcune delle immagini molto molto belle, suggestive, di opere d'arte naturali immerse nel verde. E questo è un festival sicuramente atipico che dal 2008 tra Palù di Livenza e il Parco di Torre, Galleria en plein air, aperta tutta l'estate, offre insomma l'opportunità a tutti di immergersi nella natura, ma potendo osservare delle forme d'arte alternative senz'altro. E per quanto riguarda invece gli spettacoli, si parla di un evento che da diversi anni non è più ospitato qui in Friuli Venezia Giulia, ma che è rimasto nel cuore di molti friulani, così come per il Rototom, questo è l'evento di cui parliamo, è rimasto nel cuore il Friuli e i friulani. Il Rototom Sunsplash festeggia quest'anno 25 anni e si tratta del più importante festival reggae d'Europa e c'è questa simpatica iniziativa, viaggio in pullman a tutti gli appassionati della nostra regione che lo hanno sostenuto dal 94 al 2009. Qui Andrea Ioime ripercorre un po' la storia del Rototom, che è partita appunto 25 anni fa a Gaio di Spilimbergo e poi si è spostata nel tempo ad Aprilia Marittima e poi a Osopo e infine in Spagna, dove da diversi anni coinvolge moltissime realtà. All'interno di questa doppia pagina dedicata agli spettacoli si parla anche di un weekend come negli anni 50 con Sexto Vintage e poi si parla anche di Udine Jazz e l'addio alla città, la sua Udine, la politica più forte della musica, una notizia che in questi giorni ha creato diverse polemiche e che qui viene affrontata in chiave artistica. Chiedete anche il periodico gratuito Green al vostro edicolante. Oggi si parla di altra agricoltura. Il futuro delle aziende sarà sempre più multifunzionale. Agriturismo, rinnovabili, controterzismo e trasformazione dei prodotti avranno un peso sempre maggiore sul reddito.
Adesso però noi ci mettiamo in marcia, ci spostiamo appunto a Santa Maria la Longa, andiamo a conoscere un nuovo edicolante, venite con noi. Oggi siamo in via Aquileia 2 a Santa Maria la Longa, accanto a me Laura che da 7 anni gestisce questa cartolibreria, che non è soltanto una cartolibreria ma è anche un'edicola, una merceria, insomma dentro si trova un po' di tutto, tanti prodotti curati e scelti personalmente proprio da te. Come è iniziata questa avventura? Questa avventura è iniziata quando ho deciso di cambiare lavoro e ho deciso di mettermi in proprio rilevando questa edicola che era già edicola di una signora che è andata in pensione e ci siamo buttate in questa avventura. Tu sei originaria di Santa Maria? Sono originaria di Santa Maria e con l'aiuto di mamma e sorella gestisco questa attività. Infatti ci sono diverse anime, no, all'interno del negozio, perché mi dicevi mia sorella è un po' più artista, sì. di cosa si occupa? Mia sorella viene a mettermi a posto le vetrine, la mamma sceglie le cose da comprare un po' più da signora e io mi occupo più che altro dei filati, delle cose di bambini. Infatti dentro questo negozio che è piccolino ma molto molto ben curato e accogliente, ecco che è arrivato anche un altro amico a salutarci. Questo qui è Ettore. Allora, Ettore è la mascotte del negozio e proprio cade un po' a fagiolo questa cosa, perché la copertina di questo numero del Friuli è dedicata agli amici a quattro zampe e lui insomma è il tuo amico a quattro zampe che ti segue, lavora qua con te, è un altro dipendente fondamentalmente. Sì, lavora qua con me e Fa public relation lui. sì, gestisce il settore clienti e difatti devo dire che la maggior parte dei clienti viene perché c'è Ettore. Bisogna metterlo dietro il bancone a dare i giornali. Io conto un po' meno rispetto a lui. Però è vero, è un gran coccolone e così come insomma adesso tornando seri, gli animali regalano davvero grandi emozioni e grandi soddisfazioni. All'interno del nostro settimanale questo venerdì abbiamo deciso di raccontare le storie di cani eroi che hanno magari salvato, come nel caso delle gemelline di Tarcento, appunto le bambine nel bosco, ma anche di cani che sono eroi perché lo fanno quasi un po' per mestiere. Secondo te Ettore potrebbe fare salvataggio o ricerca persone o è più da coccole? Ettore è più da coccole, mi sa che dobbiamo noi andare a cercarlo, non lui che cercare persone. Tornando invece all'edicola, dicevo, è un negozio che ha una vasta offerta e ci sono diversi prodotti, appunto anche i filati, eccetera. Una cosa che ti piace in particolare, che hai, che gestisci e che ti piace vendere, insomma, o proporre alla tua clientela? Sicuramente il settore filati, perché poi d'inverno facciamo anche dei corsi di maglia per le signore e quindi è una cosa che dà molta soddisfazione, vedere che crei qualcosa con le tue mani e vedere la soddisfazione delle persone che riescono a produrre qualcosa che ho insegnato io. Quindi insomma è una buona passione tua che poi si sposa bene col lavoro. Ho portato al lavoro, sì. E quindi anche fa, insomma, poi alla fine quello che io dico sempre anche comunità, perché si fa anche questi corsi, è una cosa bella che tiene vicina alla gente. Sì, tiene vicina alla gente, ci troviamo, sono varie generazioni, dai più giovani alle signorine più anziane e tutti assieme appassionatamente si lavora. Beh, insomma, non ha età, dai, fare la maglia è bello, insomma, anche per i giovani, anzi, magari chi lo sa, torna un po' di moda, no? Sì, sta tornando un po' di moda, sì. Per il gusto del fare qualcosa con le proprie mani. C'è anche un pizzico di lei in questo negozio perché insomma oltre a dare una mano insomma mette anche un po' della sua personalità. Sì, principalmente aiuto a fare le vetrine. E torniamo a parlare un attimo di Ettore, mi ha detto che anche lui ama stare in vetrina, giusto? Oggi non è in vetrina per puro caso, ma... Vetrina, ma il suo posto è nella vetrina al sole e la gente passa, entra per vedere se è un peluche o se è un cane vero, perché lui si mette lì tranquillo al sole. Questo è il mio habitat naturale perché è la prima tappa che faccio quando esco la mattina, perché una vita senza informazione non è vita. E l'edicolante di Santa Maria la Longa dà questo servizio in maniera eccezionale perché anche consiglia, è un rapporto molto, diciamo così, molto affettuoso. Secondo me un negozio è un punto di riferimento per tanta gente e soprattutto magari per gli anziani che non possono muoversi, tante persone anziane che non possono muoversi e che magari si usufruiscono di questo piccolo negozio per prendere un po' di tante cose.
perché comunque Laura tanti anni che la conosco e tiene tante cosette oltre ai giornali, borsette che io ho fatto anche qualche acquisto, sono carine. Siamo qui col vice sindaco, si parlava insomma dell'edicola, del ruolo anche fondamentale per le comunità e per di servizi che vengono anche forniti alle piccole comunità come questa di Santa Maria la Longa. Beh sì, effettivamente è vero quello che ha detto lei. L'edicola è un punto veramente importante, soprattutto per comuni piccoli come siamo noi, e quindi un punto di ritrovo dove la gente appunto con la scusa del quotidiano ogni giorno si ritrova, soprattutto anziani, soprattutto le famiglie. Poi un'edicola insomma fatta anche da una ragazza giovane come è Laura, insomma è chiaro che aiuta la cittadinanza, tutto il nostro comune a sentirsi insomma vicino alle giovani persone che cercano di fare il loro lavoro. E c'è anche un servizio particolarmente insomma interessante che questa edicola offre. Sì, effettivamente noi come comune da quest'anno, insomma anche dall'anno scorso, nell'ultima parte dell'anno, abbiamo chiesto un aiuto all'edicola, che è quella di vendere i buoni pasto appunto delle scuole elementari e dell'infanzia. Questo è un servizio che è stato sicuramente apprezzato da parte della cittadinanza, in quanto prima potevano venire o in banca nella nostra tesoreria oppure proprio nella sede comunale, che però aveva degli orari chiaramente un po' ristretti. L'edicola, che appunto invece rimane aperta il sabato, tutta la giornata, la domenica mattina, aiuta chiaramente le famiglie, i genitori che lavorano a venire a qualsiasi orario a prendere proprio materialmente questo buono pasto, e quindi è un servizio per il quale approfitto per ringraziare Laura della disponibilità che ci ha dato, che sicuramente ha implementato quello che è l'offerta che anche come comune cerchiamo di dare. Edicola Friuli finisce qui, grazie a Laura e a Maria Grazia per averci accolto in questo bellissimo negozio, e naturalmente grazie anche a Ettore che alle nostre spalle ci controlla. Volete salutare? Grazie a voi. Grazie a voi. Buona giornata e buon lavoro. Bene, l'appuntamento è come sempre per venerdì prossimo, sempre alla stessa ora, sempre sullo stesso canale qui Tele Friuli, e ci vedremo da Udine. Ciao! Ciao.